grande il Signor, il Re dell'universo, grande il Signor, il Re dell'universo, grande il Signor, il Re dell'universo, grande egli è. Oh, 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 Osanna su nei cieli, oh, 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 Osanna su nei cieli, oh, 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 Osanna su nei cieli, perché grande egli è. Benedetto è colui che viene, benedetto è colui che viene, benedetto è colui che viene nel nome del Signore. Oh, 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 Osanna su nei cieli, oh, 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 Osanna su nei cieli, oh, 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 Osanna su nei cieli, perché grande egli è. Vieni adoriamo, lodiamo il suo nome, vieni adoriamo, lodiamo il suo nome, vieni adoriamo, lodiamo il suo nome, perché grande egli è. Oh, 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 Osanna su nei cieli, oh, 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 Osanna su nei cieli, oh, 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 Osanna su nei cieli, perché grande egli è. Vieni adoriamo, lodiamo il suo nome, vieni adoriamo, lodiamo il suo nome, vieni adoriamo, lodiamo il suo nome, perché grande egli è. Oh, 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 Osanna su nei cieli, oh, 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 Osanna su nei cieli, oh, 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 Osanna su nei cieli, perché grande egli è. Grande il Signore. Alleluia. Noi danzeremo perché Gesù un giorno tornerà da noi. Alle porte è il Signore più vicino a noi. E da lontano ci vedrai, con le bandiere noi verremo, per sempre lo risentirai quando tornerai. Ogni nazione canterà alleluia, un dolce suono salirà per la tua gloria, e gioia porterei al tuo cuore, oh Dio, con la danza, col sorriso che c'è dentro di noi, e gioia porterei al tuo cuore, oh Dio, le mani si uniranno per danzare ed onorarti ancora. Noi danzeremo perché Gesù un giorno tornerà da noi. Alle porte è il Signore più vicino a noi, e da lontano ci vedrai, con le bandiere noi verremo, per sempre
nazione canterà, alleluia, un dolce suono salirà per la tua gloria e gioia porterei al tuo cuore, oh Dio, una danza col sorriso che c'è dentro di noi e gioia porterei al tuo cuore, oh Dio, le mani si uniranno per danzare ed onorarti ancora. Ogni nazione canterà, alleluia, un dolce suono salirà per la tua gloria e gioia porterei al tuo cuore, oh Dio, una danza col sorriso che c'è dentro di noi e gioia porterei al tuo cuore, oh Dio, le mani si uniranno per danzare ed onorarti ancora. Le mani si uniranno per danzare ed onorarti ancora. Le mani si uniranno per danzare ed onorarti ancora. Alleluia! Possiamo dire gloria a Dio? Sai che un giorno danzerai davanti al trono di Dio? Quanti sono pronti a farlo? Alleluia! Danzare davanti al trono di Dio. Quando saremo lì con il Signore diremo ce l'abbiamo fatta. Per la sua grazia, amen. Non per i nostri meriti, gloria a Dio. Danzeremo davanti al Signore. Alleluia. Oh, alleluia, luce fu. E se il mio spirito forza non ha, Alleluia. so che il tuo spirito lo rafforzerà. Ora passando la passaia. E se il mio Alleluia, occhio ha perso la luce, la tua presenza lo ravviverà. A volto scoperto io contemplo te, Gesù, come te io sarò, come uno specchio io guardo la gloria tua, come te io sarò. E se il mio cuore è freddo ormai, so che il tuo spirito lo riscalderà. E se nel petto ho solo una pietra, so che il tuo nome inciderai. A volto scoperto io contemplo te, Gesù, come te io sarò, come uno specchio io guardo la gloria tua, come te
perché tu, Gesù, hai versato il tuo sangue per me, perché tu, Gesù, hai versato il tuo sangue per me, perché tu, Gesù, hai versato il tuo sangue per me, perché tu, Gesù, hai versato il tuo sangue per me. A volto scoperto io contemplo te, Gesù, come te io sarò, come uno specchio io guardo la gloria tua, come te io sarò, come te io sarò, Alleluia, gloria a Gesù. come te io sarò. Alleluia. Signore, grazie Signore. Spirito Santo, questa mattina chiediamo a te che tu possa completamente liberare ogni maschera che a volte portiamo sopra i nostri volti, ci nascondiamo, ma questa mattina vogliamo venire davanti a te con un volto scoperto, perché così ci dice la tua parola, e noi tutti contemplando come in uno specchio a volto scoperto la gloria di Dio, siamo trasformati nella sua stessa immagine e somiglianza. Quindi abbiamo bisogno, Signore, che questa mattina si possano rompere queste maschere, queste barriere che nascondiamo, Signore, ma davanti a te che cosa possiamo nascondere? Dove possiamo andare? Dove possiamo nasconderci, Signore? Signore, questa mattina che l'opera del tuo Santo Spirito possa essere così meravigliosa nel nostro mezzo, perché, Signore, chi vive e convive nel peccato e lo tiene nascosto e non lo confessa, non potrà mai essere perdonato. Quel giorno che Giacobbe chiese di essere benedetto, tu gli hai chiesto qual è il tuo nome. E ha dovuto dire: il mio nome è Giacobbe, imbroglione, soppiantatore. E questa mattina, Signore, tu conosci ogni cosa, che ognuno di noi possa confessare a te il proprio peccato, perché sappiamo che abbiamo un avvocato presso il trono della grazia, Gesù Cristo, il Signore. E ancora questa mattina il suo sangue è potente da cancellare, perdonare e liberare da ogni macchia di peccato. Signore, questa mattina noi vogliamo venire a te così come siamo e ti diciamo: Signore, benedici questa mattina, guarisci, salva, libera, battezza nello Spirito Santo, perché la tua mano non si è accorciata, tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. E la tua presenza, Signore, è quello che fa la differenza nella Chiesa. Non è una corale, non è l'orchestra, non è la musica, ma sei la tua presenza, Signore, che fa la differenza in mezzo a noi. E noi chiediamo questa mattina, Signore, che tu passeggi nel nostro mezzo, che tu tocchi i cuori, che tu liberi, che tu guarisci per quanti sono afflitti, per quanti sono nella paura, nel panico, nel terrore, Signore, in mezzo a una malattia. Padre, nel nome di Gesù ti chiediamo questa mattina di intervenire e portare guarigione e liberazione. Grazie, perché noi confidiamo in te e siamo persuasi che tu questa mattina lo farai. Benedici la tua parola ai nostri cuori, benedici dovunque si sta lodando, benedicendo il tuo nome, dove i tuoi figli sono radunati nel tuo nome, e in modo particolare quelli che sono nel letto di infermità. Signore, stendi la tua mano di guarigione. Grazie, Padre, nel nome del tuo Figlio Gesù, l'amato tuo e l'amato nostro, il benedetto in eterno. Gloria a Gesù. Come un vasaio tu
plasmami e rimuovi tu ogni imperfezione da me. Tu non mi getti mai via, riprendi tutto da capo, mi rimodelli, tu perdoni i miei sbagli, fai di me ciò che vuoi, portami dove vuoi, usa il mio dolore, offro il mio cuore, tutta la mia vita è tua. Come dell'oro sarò, passerò in mezzo al fuoco, ma so che resti con me, nella fornace io e te, il fuoco non mi consuma, mi rende sempre più puro, io sarò come te, a tua immagine, fai di me ciò che vuoi, portami dove vuoi, usa il mio dolore, offro il mio cuore, tutta la mia vita è tua, fai di me ciò che vuoi, portami dove vuoi, usa il mio dolore, offro il mio cuore, tutta la mia vita è tua. Io non morirò, anzi io vivrò, racconterò le tue opere, racconterò il tuo miracolo in me. Io non morirò, anzi io vivrò, racconterò le tue opere, racconterò il tuo miracolo in me. In me. Fai di me ciò che vuoi, portami dove vuoi, usa il mio dolore, offro il mio cuore, tutta la mia vita è tua, fai di me ciò che vuoi, portami dove vuoi, usa il mio dolore, offro il mio cuore, tutta la mia vita è tua. Mi hai liberato per liberare, mi hai liberato per liberare, mi hai liberato per liberare, mi hai liberato per liberare. Un canto il cuore Innalza a te, Signore, grande sei tu.
Grande sei tu, Signore. grande sei tu. Un canto il cuore innalza a te, Signore. Grande sei tu, grande sei tu. Un canto il cuore innalza a te, Signore. Dillo con tutto il tuo cuore, grande sei tu. Grande sei tu, grande sei tu. Alleluia. Un canto il cuore innalza a te, Signore. Grande sei tu, grande sei tu. Alleluia. Quando Gesù Ritornerà dal cielo, che gioia piena. e gioia che non mi darà lassù. Mi prostrerò, alleluia, Mi prostrerò davanti al suo bel davanti al suo bel per trono proclamare grande. per proclamare, Signor, grande sei tu. Un canto il cuore innalza a te, Grande Signore. Alleluia. Grande sei tu, grande sei tu. Un canto il cuore innalza a te, Signore. Grande sei tu, grande sei tu. Alleluia. Gloria a Dio. Amen. Gloria a Dio. Mi sembra che non debba dire più niente se non andare alla parola di Dio. Amen. Gloria a Gesù. Che titolo gli ho dato? Non lasciarti influenzare. Non sto parlando di un'influenza virale, ma parlo di un'influenza spirituale. Noi siamo soggetti ad essere influenzati. Noi riceviamo tanti di quei bombardamenti tutto il giorno, dalla televisione, dai mass media, riceviamo tantissimi messaggi e questi ci condizionano, siete d'accordo oppure no? Ci sono persone che poi hanno anche paura di quello che accadrà, cosa succederà, cosa non succederà. Mi ricordo qualche anno fa che non pioveva da tanto tempo, non avremo più acqua, d'estate saremo morti di grazie a Dio, invece abbiamo sempre avuto acqua. So che in Sicilia hanno problemi nel periodo estivo ad avere l'acqua, ma lì è un altro discorso, e non voglio entrare in questo discorso. Andiamo subito alla parola di Dio. Leggiamo Luca, al capitolo 8 leggeremo dal versetto 40 al versetto 56, un passo molto noto, molto conosciuto. Avrò predicato chissà quante volte su questo argomento, ma mi voglio soffermare in modo particolare, almeno lo Spirito Santo mi ha fatto soffermare in modo particolare su una situazione e un personaggio. Ditemi quando avete preso tutti la parola di Dio, avete preso il passo della scrittura. Io vi consiglio sempre di portare la Bibbia, è molto importante, magari un libricino vicino per prendere appunti oppure sottolineate, perché quando andate a casa lo rileggete e vedete anche se il pastore, il predicatore, chi c'è stato, ha detto qualche sciocchezza.
Fate attenzione a quello che ascoltate, dice la parola di Dio. Molta attenzione. Ora avvenne che quando Gesù fu ritornato, la folla lo accolse perché tutti lo aspettavano. Ed ecco venire un uomo di nome Jairo, che era capo della sinagoga, e gettatosi ai piedi di Gesù, lo pregava di andare a casa sua, perché egli aveva una figlia unica di circa 12 anni che stava per morire. Or mentre vi andava, la folla gli si accalcava intorno. È una donna che aveva un flusso di sangue da 12 anni, che caso, no? Una bambina da 12 anni, il flusso di sangue da 12 anni. Questa bambina aveva 12 anni, il flusso di quella donna era 12 anni. È la vita, no? Proprio la vita. Luca, capitolo 8, dal versetto 40. Non l'avevo detto prima? Ah, ok, no, pensavo che avessi sbagliato io. No, perché mi prendeva a sberle. Facile, cioè. Allora, dal 43 leggiamo. Una donna che aveva un flusso di sangue da 12 anni e aveva speso per i medici tutti i suoi beni senza poter essere guarita da alcuno. Si avvicinò e di dietro e toccò il lembo del suo vestito. In quell'istante il flusso di sangue si arrestò. E Gesù disse: chi mi ha toccato? Siccome tutti lo negavano, Pietro e coloro che erano con lui dissero: Maestro, le folle ti stringono e ti premono e tu dici: chi mi ha toccato? Ma Gesù disse: qualcuno mi ha toccato, perché ho sentito che una potenza è uscita da me. Vedete, fratelli, voglio sottolineare una cosa: noi possiamo trovarci in mezzo alle folle, possiamo andare in mezzo a una folla di una chiesa, ma basta una sola persona che viene con una fede per toccare il Signore, quella persona viene liberata. Non tutti quelli che erano intorno. Quella persona, quando noi andiamo alla presenza di Dio, dobbiamo venire tutti quanti con questa attitudine. Io vado alla presenza del Signore perché voglio toccare il Signore. Perché virtù devono uscire da Lui, oggi per me. Allora se io mi metto a guardare in giro la sorella, il fratello e quello e vedo che quello che fa, quello che dice, sono condizionato. E la mia mente non è concentrata, il mio cuore non è concentrato sulla lode e sull'adorazione che noi dobbiamo dare al Signore. Abbiamo detto all'inizio: entrate nei Suoi cortili con ringraziamento, con lode, beneditelo, no? Andare al Signore con un'attitudine. Anna andrò nel Tempio, non pensò nemmeno che non era la condizione per una donna essere lì, muovere la bocca, parlare. Le donne avevano un luogo dove dovevano stare le donne, ma lei entra perché aveva un bisogno grande, perché la prendevano in giro, perché non aveva figli, e dice la parola di Dio che lei ruppe il cuore davanti al Signore. E il Signore esaudì la sua preghiera. E questa mattina io mi auguro con tutto il mio cuore che più di qualcuno è entrato qui per toccare il lembo delle vesti della salvezza di Gesù. Virtù sono uscite da me. Allora la donna, vedendo che non era rimasta inosservata, venne tutta tremando e gettandosi ai piedi gli dichiarò in presenza di tutto il popolo quale motivo lei aveva toccato e come era stata guarita dall'istante. Sapete perché lei era tutta tremante? Perché aveva paura? Perché era una donna con il flusso di sangue. È una donna che aveva le sue mestruazioni. La legge diceva che non poteva toccare un maestro, un rabbi, perché veniva lapidata all'istante. Veniva uccisa. E lei, tremante, non poteva non dire quello che era accaduto. Perché noi possiamo rischiare anche la vita, ma quando Dio ci dice di testimoniare dell'opera che Lui ha compiuto in noi, lo dobbiamo fare. Non dobbiamo vergognarci del Signore. Gesù ha detto: chi si vergognerà di me, anch'io un giorno mi vergognerò davanti al Padre mio di Lui. Io non mi vergogno dell'Evangelo, disse l'Apostolo Paolo, perché egli è potenza e salvezza per l'umanità. Io non mi vergogno. A volte incontro dei fratelli e gli dico pace, e ciao. Ma che è sto ciao? Ciao, che voleva dire schiavo. Andate a vedete cosa significa schiavo tuo. Ciao.
Io non mi vergogno dell'Evangelo, io dico pace fratello, pace sorella. Ma ti dice, ma questo pace di che? Pace, da quando Gesù mi ha salvato ho pace nel mio cuore, sento pace nell'anima mia. Ed egli disse, fatti animo figliuola, la tua fede ti ha salvato, vai in pace, gloria a Dio. Mentre egli parlava ancora, venne uno dalla casa del capo della sinagoga e gli disse, la tua figlia è morta, non disturbare più il maestro. Ma Gesù, udito ciò, replicò dicendo, non temere, credi solamente, ed ella sarà salvato. E giunta alla casa, non permise ad alcuno di entrare, eccetto Pietro, Giacomo e Giovanni, e il padre e la madre e la fanciulla. Or tutti piangevano e facevano cordoglio per lei, ma egli disse, non piangete, ella non è morta, dorme. Ed essi lo diridevano, sapendo che era morta, ma egli, dopo aver messo tutti fuori, la prese la mano ed esclamò dicendo, fanciulla, alzati. Il suo spirito ritornò in lei e subito ella si alzò. Gesù poi comandò che le si desse da mangiare e i suoi genitori rimasero stupefatti, ma Gesù raccomandò loro di non dire nulla a nessuno di quello che era accaduto. Sapete cosa vedo io? Apro una parentesi e la chiudo. Adesso noi sulle nostre pagine di Facebook vediamo guarigioni, vediamo la telecamera che si mette lì quando il predicatore, l'evangelista sta imponendo le mani e la telecamera che inquadra per vedere il miracolo, la gamba che si allunga, poi la mette insieme, le mette così. Ma voglio farvi una domanda. Ma Gesù, se oggi fosse presente in mezzo a noi, permetterebbe alla telecamera di filmarlo? Ma ha bisogno di pubblicità? Abbiamo bisogno di far vedere quanto Dio è grande? O Dio non ha bisogno di vedere quanto è grande Lui? Io sti ciarlatani, queste persone qua proprio mi danno un nervoso, perché non è possibile. Noi sappiamo che il diavolo, anche lui fa le opere per attirare le attenzioni. Gesù gli dice vai e non dire, ma come si fa a non dire nulla? Ma Gesù gli dice vai e non dire nulla. E quando ha guarito anche l'indemoniato di Gerasea, sapete cosa gli ha detto? Va a casa tua e racconta ai tuoi, nella tua famiglia, le opere grandi che Dio ha fatto. Voglio parlarvi di questo personaggio, Jairo, capo della sinagoga. Non mi soffermo sulla donna col flusso di sangue, non mi soffermo, ma mi voglio soffermare di questo Jairo. Sapete cosa significa Jairo? Il nome di Jairo? Perché poi è bello studiare la parola di Dio, no? Siete d'accordo? Significa Yahweh risveglia. Non è pazzesco? Gesù dice, lei non è morta ma dorme. E io sono venuto per risvegliarla. Perché Gesù è la risurrezione e la vita. Lui è potente da risvegliare anche i morti. Anche i morti. Nelle nostre chiese, nella mia chiesa a Napoli, avevamo uno degli anziani che morì. Andate a vedere su YouTube, c'è ancora la sua testimonianza. Se vedete il fratello d'Alessandro, uno dei pastori anziani delle nostre chiese, lui abitava sopra la comunità, sopra la chiesa, e loro andarono su, dalle nostre parti, quando muore qualcuno resta in casa, resta lì 24 ore. Quindi si mettono i 4 lumini intorno, la bara al centro, e tutti quanti vanno lì, stanno 24 ore, notte e giorno, arriva il ragazzo del caffè, porta il caffè e stanno lì. E i fratelli anziani della chiesa andarono a pregare per lui e gli dissero, Signore, noi vogliamo che tu ce lo ridia ancora. E arrivarono quasi all'ultima ora che arrivarono quelli per la sepoltura e quindi iniziarono a prendere il corpo e gentilmente vi spostate, e il pastore gridò. Fratello Anastasio, il vecchio pastore che era analfabeta, quante volte mi avete sentito dire, non sapeva né leggere né scrivere, era piccolino così, ma Dio lo usava potentemente, gridò, Signore,
non metterlo in questa cassa, vogliamo vedere la tua gloria. Il fratello si alza. Quelli delle pompe funebri iniziarono a scappare tutti quanti, correre, proprio fu una cosa incredibile, ci raccontarono. Andatela a leggere questa testimonianza perché è verace. È verace. Dio ancora oggi è potente da risuscitare i morti. È potente di fare cose incredibili, ma arrivano cattive notizie nella nostra vita. Ti raggiungono delle cattive notizie. Ma come? Io sono andato lì, ho chiesto al Signore di venire a casa mia, ho mia figlia di 12 anni che sta morendo. Provate a immaginare un padre, già un capo di una sinagoga che va da Gesù, sta rischiando molto. Siete d'accordo o no? Era un capo di una sinagoga, sta andando da Gesù a chiedergli, perché era l'ultima speranza, come lo è stato per la donna col flusso di sangue, l'ultima speranza. Sono andato dai medici, ma non hanno potuto nulla per me. Ho speso tutti i miei averi, ma non hanno potuto fare nulla. E allora va e gli dice: vieni a casa mia. E Gesù gli dice: vengo. Ma nel frattempo cosa c'è? Questa donna che esce fuori, ma chi l'ha chiamata questa donna? Ma perché ha bloccato Gesù? Stava venendo a casa mia, stava venendo a liberarmi. Ecco che arrivano quelli della casa di sinagoga e mi dicono: non importunare più il maestro perché tua figlia è morta. Non c'è più niente da fare. È morta. Mentre stai camminando con Gesù, mentre stai facendo la sua volontà, arriva una cattiva notizia. Ti è mai arrivata una cattiva notizia? Forse sto predicando a qualcuno questa mattina. Se no il Signore non mi avrebbe dato questo. E vi dirò più, non mi avrebbe neanche fatto salire qua dietro, perché prima di salire qua dietro ho chiesto ai fratelli di pregare per me, perché mi girava la testa fortissimo. Mi avete visto? Ero lì? Non c'è più nulla da fare. A volte tu emani una sentenza o ti arriva una sentenza, ma sei talmente coinvolto in questa cosa che anche tu sei convinto che non c'è più nulla da fare. Di una situazione, ne hai passate tante, ne hai viste, hai speso tutto il tuo tempo, hai speso, eppure dici non c'è più nulla da fare. Voglio dirti una cosa, per te non c'è nulla da fare. Gesù disse: per voi è impossibile, ma ogni cosa è possibile per coloro che credono. Che credono. Ebrei, lo scrittore agli Ebrei ci dice che la fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di realtà che non si vedono, se no che fede è? Non c'è più nulla da fare, tua figlia è morta, non importunare più maestro. Si sarebbe potuto girare e andare via e piangere, forse chissà quando ne avrebbe detto a quella donna che gli ha bloccato Gesù di venire a casa. Ma ci fu un uomo in Israele, la parola di Dio dice che Gesù dice: non ho mai trovato una fede così tanto in un uomo, così come in questo, in nessuno in Israele, perché lui disse: non occorre che tu vieni a casa mia, di una sola parola mio figlio guarirà, il mio servo guarirà. Una sola parola. E questa mattina io non so quale sia il tuo problema, quale sia la tua circostanza, non so dove hai messo fine su questa cosa. Il Signore ti dice: non occorre. Devi credere soltanto. Avete visto il messaggio che vi ho mandato sul gruppo di comunicazione? Cosa diceva? Abbi fiducia in me, credi soltanto. Dopo aver pregato l'ho ricevuto quello e l'ho scritto a tutti, che non so per chi è. E che è quel messaggio della parola di Dio. La parola di Dio dice che è una realtà di cose che non si vedono. Non si vede. Non la puoi vedere, ma la fede è certezza. È certezza. Paolo diceva: io so in chi confido. Io so in chi confido. Alleluia. Quante volte l'ho detto io in quasi 40 anni di matrimonio. Tante cose sono avvenute, tante situazioni abbiamo attraversato, tanti pericoli, ma ho continuato a dire al diavolo in faccia: io so in chi confido. Io so in chi confido. Giobbe capitolo 8 versetto 13 dice: tale è la sorte di tutti quelli che dimenticano Dio, la speranza dell'empio perirà.
Ma noi non siamo empi. La speranza dell'empio perirà, ma noi non siamo empi. Salmo 112, versetto 7 a 8 dice: egli non vacillerà mai, il giusto sarà ricordato per sempre. Egli non temerà cattive notizie, il suo cuore è saldo, fiducioso nel Signore, il suo cuore è tenace. Con questo non voglio dire che noi non siamo colti dalla paura. La paura ci coglie. A volte delle situazioni che arrivano ci colgono. Ma chi ci rifugiamo noi? Chi è il nostro rifugio? Se il nostro rifugio è il Signore, allora tu sentirai la sua pace sulla tua vita. Gesù prima di ascendere al cielo, sapete qual è l'eredità che diede ai suoi? Non aveva nulla, vi ricordate? Non aveva nulla. E cosa disse? Il vostro cuore non sia turbato. Perché Gesù vedeva il cuore. E il Signore vede il nostro cuore, a volte i turbamenti, le cattive notizie che ci raggiungano, notizie che ci scrollano. Non ci sarà più, non potrai fare più questo, non potrai fare più quest'altro. Ma la tua vita e la mia vita in mano a chi è? Se è in mano all'uomo, allora siamo rovinati. Allora siamo in balia. Ma se la nostra vita è nelle mani del Signore, ricordiamoci, fratelli, che l'ultima parola ce l'ha il Signore sulla nostra vita. Amen. Il verso 50 dice: ma Gesù udito ciò rispose a Jairo: non temere, solo abbi fede. Solo abbi fede e tua figlia sarà salva. Signore, grazie perché tu ascolti tutte le parole che ci vengono a dire. Signore, grazie perché tu ascolti tutti i cattivi consigli che arrivano. L'altro giorno, io non ne capisco niente di elettricità e ho anche paura, perché più volte ho preso la scossa. Pensavo che come fanno gli elettricisti con la luce accesa possa mettere ho provato. E meno male che era la 220. Se fosse stata più forte avrei visto Gesù faccia a faccia. Però avevo una spina in mano, la spina, e facevo una riflessione. La mia riflessione era questa, magari sarà sciocca, però io dico, ma perché per funzionare ci deve essere il positivo, il negativo e il neutro? O meglio, il neutro poi anche, fino a pochi anni fa non c'era neanche il neutro, ma c'era il negativo e il positivo. Ma non era logico fare il positivo, lo metti dentro e funziona. No! Per funzionare ci deve essere il negativo e il positivo. E il Signore a fianco a noi ha messo il positivo e il negativo. Ci sono i fratelli che sono negativi e ci sono quelli che sono positivi. Ci sono quelli che ti dicono oramai mettiti l'anima in pace. Siete d'accordo? Poi ci sono quelli positivi. No! Non fermarti! Vai avanti! Non ti preoccupare! Vai, continua, siamo con te! Sapete cosa mi sono scritto qua? Dov'è? Non fermarti davanti all'evidenza. Mosè non lo fece, ubbidì, stese il suo bastone e le acque si aprirono. Quello stesso bastone fece uscire dall'acqua la roccia che giovedì la sorella Silvia ci ha portato allo studio, bellissimo. Quello stesso bastone fece uscire l'acqua. Quello che voglio dirti io è: stai vicino a chi ha più fede di te. Stai vicino a quelli che sono più forti di te nella fede e tieni lontani, quando più è possibile, i negativi. Perché i negativi ti influenzano. E invece guarda a Gesù, autore e compitore della nostra fede, colui che crea la fede, dice la parola di Dio. Ma perché allora mi ha fatto il negativo? Perché il Signore permette che nella Chiesa ci sia la zizzania?
E la togliere subito, la dovrebbe togliere. Ci dovrebbe essere solo il seme, ma Gesù cosa ha detto? No, non la muovete. Così si vede il sano grano, no? Il grano che è pure da quello che... Poi magari togliendola si può rovinare anche... E a volte succede così, a volte prendiamo delle decisioni e qualcuno, ma perché il pastore ha fatto così? Ma perché si guasta? Non era meglio fare una sola cosa, no? Circondati di fratelli che credono ed hanno più fede di te. Circondati di quelli. Qui abbiamo una dimostrazione. Gesù arriva a casa di Jairo. E cosa fa? Chi c'era lì? Tanta gente che piangeva. E ci sono tanti che piangono sul tuo problema. Signore, guariscilo. Signore, aiutalo. Signore, e piangono. Non è che il pianto fa cambiare il problema. Quello che fa cambiare il problema è la fede. Gesù cosa fa? Mette tutti fuori. E chi si prende? Quelli che credono e hanno fede. Quelli che credono e hanno fede. Circondati nelle tue preghiere di fratelli che hanno fede, di avere la piena consapevolezza che Dio può tutto. Non arrenderti. Quando gli fu detto che Davide, suo figlio, sarebbe morto, Davide non ha detto, va bene, ok, hai ragione, Signore. No. Davide era il re di Israele. Non ha fatto balletti, festini, che poteva fare tutto. Davide è stato 3 giorni e 3 notti in ginocchio davanti al Signore. E quando gli hanno detto, ma perché lo fai? E lui disse, chissà, forse il Signore cambia idea. È andato fino alla fine. Non permettere mai di ostacolare qualcuno alla tua fede, in qualsiasi modo. Una malattia, un'infermità, non permettere a nessuno, perché noi abbiamo l'Eterno che guarisce. Noi abbiamo l'Eterno. Cantiamo quel cantico, no? Perché si vedrà che grande è Dio. Non lo cantiamo quel cantico, ma perché lo cantiamo? Perché è la verità. Perché cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passerà giammai. Il Signore dice che la sua parola non torna mai a vuoto senza che ha compiuto l'opera per la quale Lui l'ha mandata. Io ho una grande testimonianza nella mia vita, i miei genitori. Io li ho visti. Io ho visto mio padre gettare via le stampelle. Perché? Perché ci credeva. Perché ha detto, l'Eterno mi guarisce, io sono l'Eterno, l'Iddio tuo che ti guarisce. Prese le stampelle e le buttò via. Lucia, vedi, camminava per la casa, si allungò la gamba, nessuno lo toccò, nessuno gli disse niente. Lui prese semplicemente una promessa di pane e di vita, di quelle che noi abbiamo lì. E c'era, io sono l'Eterno, l'Iddio tuo che ti guarisce. Pensate che i vecchi pentecostali, i vecchi fratelli nella fede, loro la parola di Dio la prendevano alla lettera, nell'ignoranza. Pensate, non si facevano le foto perché era peccato. Non farti sculture, né immagini alcune, né di cose, quindi non si facevano le foto, era peccato. Nella loro ignoranza era peccato. Al mare te lo potevi sognare il mare. Chi andava al mare? Era peccato andare al mare. A meno che non andavi in una spiaggia privata, che non c'era nessuno. Ma io mi ricordo le sorelle della chiesa portavano i vestiti lunghi al mare. E stavamo tutti quanti per conto suo, perché guai se il pastore ti vedeva rosso, ti chiamava e ti diceva, dove sei stato? Nel forno? Al mare, era peccato. E mio padre, io ero l'ultimo in casa, e mi portava dappertutto, e mi portò dal medico. Lui non poteva muovere il braccio, perché stava male. E il dottore gli disse, lei deve fare delle sabbiature. Papà gli disse, le sabbiature? Cioè, lei mi dice che io devo andare al mare? Sì. Io sono un figlio di Dio, al mare non ci vado. Provate a immaginare sto dottore,
Però cosa succedeva? Che Dio lo guariva. Mio padre non ha mai preso nessuna pastiglia, una pillola, una cosa, perché diceva è il Signore che mi guarirà. Ora io non voglio dirti che tu non devi prendere pastiglie, assolutamente no, però capite la fede dove arriva? La fede è personale, è individuale, ma l'Eterno, se Dio ti dice qualcosa, tu devi sapere in chi ho creduto, io sono persuaso, io credo in Dio, io so che il Signore risponderà, perché noi a volte facciamo il nostro Dio così piccolo da pensare che non c'è più nulla da fare. Non c'è più niente da fare. Su questa situazione purtroppo non c'è più nulla da fare. O se mio padre avesse detto così con i figli, che non erano convertiti, che non volevano sentire parlare del Signore, eravamo solo 3 noi salvati, ma mio padre tutte le mattine alle 5 si alzava e pregava per i figli inconvertiti. E lui diceva, Signore, tu lo hai detto nella tua parola, credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. E così dopo la morte di papà e mamma sono venuti diversi di loro al Signore. Perché? Perché ci credeva. E dietro a quelle promesse che noi abbiamo poi portato a casa, ognuno quando mio papà è andato con il Signore e mia mamma, ognuno si è preso qualcosa, ci siamo prese le promesse, pane di vita, e dietro a quelle promesse trovavo scritto Signore per mio figlio Pasquale, Signore per mio figlio, dietro a quelle promesse. Tu l'hai promesso, mio fratello Pasquale si è convertito al Signore, ma non solo lui, la moglie, i figli e pure i nipoti. Siamo alla 4ª generazione. Perché? Perché così dice la parola di Dio, egli non temerà le cattive notizie, il suo cuore è saldo, fiducioso nel Signore e il suo cuore è tenace, è fermo. Arrivano le cattive notizie, sì, ma io so in chi confido. Io non ho mai visto, dice la parola di Dio, un figlio di Dio raccattare il pane. Perché? Perché Dio ancora, come ha mandato in quei tempi, ha mandato gli uccelli a sfamare, manderà ancora oggi, è potente da mandare ancora oggi gli uccelli. Come ha fatto aprire l'acqua su quella roccia, ancora oggi il Signore è potente da far uscire l'acqua dalla roccia. Perché il mio Dio è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Spesse volte, diceva un uomo a Gesù, che andò da Gesù e gli disse ho portato mio figlio ai tuoi ma non hanno potuto nulla, non hanno potuto fare. E gli vengono queste situazioni, viene preso dal diavolo, spesse volte lo ha gettato nel fuoco, nell'acqua, Marco capitolo 9 versetto 22, per farlo perire. Ma tu, gli disse, ma tu, se puoi fare qualcosa, abbi pietà di noi, aiutaci. Provate a immaginare questo padre. Un cuore spezzato, rotto, diceva ho sentito parlare, i suoi saranno come lui, lo ha portato da lui, liberate mio figlio, lo prende, lo mette nel fuoco, la situazione è terribile, ma non ha potuto. Quale fu la risposta di Gesù? Intanto riprese i suoi, quando scese dal monte, ma poi disse a quest'uomo, se puoi. A volte andiamo al Signore, Signore, se puoi, non è questa la preghiera. Quel lebbroso non disse al Signore se puoi, quel lebbroso andò ai piedi del Signore, si inginocchiò e disse Signore se tu vuoi, tu puoi. Il Signore stese la sua mano e lo guarì dalla lebbra. Gesù disse se puoi, ogni cosa è possibile a chi crede. Qual è la tua fede questa mattina? Che cosa vuole dirti questo messaggio? Non so a chi sto predicando, ma sicuramente è per tutti quanti noi. Se non è oggi sarà domani, ma è importante. L'Apostolo Paolo, scrivendo la lettera ai Romani, sta parlando di Abramo. Ci dice che egli, Romani 4,18, egli sperando contro ogni speranza, credette di diventare padre di molte nazioni, secondo ciò che gli era stato detto. Egli credette, aveva, quanti anni aveva Abramo? Quanti anni aveva? 99 anni. E la moglie? 90. Si può avere figli? No. Ma il Signore gli aveva fatto una promessa. E allora voglio concludere con questo. Quanti
hanno ricevuto una promessa da parte del Signore? Abbassate la mano. Quanti stanno ancora aspettando che si avveri questa promessa? Gloria a Dio. Ma se Lui ti ha fatto la promessa, Lui non è un uomo che mentisce. Lui la sua promessa la manterrà. Ma nel frattempo ci saranno quelli che verranno fuori e ti diranno: non c'è più nulla, passato troppo tempo. Ma questa mattina io vorrei, perché è una cosa che non posso fare io, ma la può fare solo il Signore. Alziamoci. Solo il Signore la può fare. Solo Lui la può fare. Ed è quello che ha fatto a Jairo quando ha ricevuto la cattiva notizia. Io non lo so, me lo sono inventato io, ma non invento niente che possa essere fuori dottrina, attenzione. Ma io da buon napoletano, che ho una bellissima immaginazione, perché i napoletani purtroppo, grazie a Dio, comunque immaginiamo, ci siamo sempre immaginate cose belle, gli ha messo una mano sulla spalla. Non andare, non importunare più il maestro, torna a casa perché tuo figlio è morto. Lui gli ha messo una mano sulla spalla e gli ha detto: non temere, solo abbi fede. E questa mattina io questo non lo posso fare, però c'è qualcuno in mezzo a noi che si chiama Gesù Cristo, che lo può fare. Io ti invito a chiudere gli occhi, ti invito a vedere questo tuo problema, vedere dove tu hai dichiarato, ti è stato detto, hai pensato che non c'è più nulla da fare, che vedi che le cose peggiorano sempre di più al posto di migliorarsi. Questa mattina il messaggio è per te, è proprio per te. Dio ha messo nel mio cuore questo messaggio proprio per te. E Lui questa mattina tu sentirai nello Spirito la sua mano su di te, che ti dice: figlio mio, figlia mia, non temere, perché le mie parole sono sì e amen. E io non tarderò la promessa, solo abbi fede. E io mi immagino quel cammino di quando Gesù glielo ha detto finché arrivarono a casa. Qual era quello che Jairo aveva nel cuore? Di trovare un figlio, una figlia morta? Eh sì. Che cosa vedere? Vedere che le cose non erano cambiate, o non poteva fare più nulla perché era arrivato in ritardo, così si pensava anche di Lazzaro. Signore, se tu fossi stato qui, o se le cose fossero andate in maniera differente, tu potrai dire: forse non ci troveremo in questa situazione. Ma io voglio dirti che ogni cosa è sotto il controllo di Dio. Anche gli errori. Dio sa aggiustare ogni cosa. Egli è fedele questa mattina. È fedele nella tua casa, nella tua famiglia. È fedele verso i tuoi figli, perché sono un dono che Lui ti ha dato. Se tu l'hai dedicato a Lui, gli appartengono, ricordati. Non tarderà. Ci sarà un momento che li vedrai alla presenza di Dio, lodare e benedire il tuo nome. E se non li vedrai qui, li vedrai in cielo con te. Stamattina questa parola è per te: non temere, solo abbi fede. Lodalo, ringrazialo. Se ti senti di prendere la mano del fratello o della sorella che è vicino a te, fallo pure. Anche se attraverserò le acque tempestose, io non temerò, Gloria a Gesù. non temerò.
se camminerò Alleluia. in mezzo alle fiamme, no, avrò paura, avrò paura. Nessun'arma fabbricata contro di me riuscirà, riuscirà. Hai dato Gesù come prezzo per il mio riscatto, riscatto. Il tuo nome invocherò in ogni tempo, confiderò. Tu sei il mio aiuto, la mia salvezza, la sicurezza nei giorni miei. In te io vinco le mie battaglie, con te io muovo le montagne, sempre sicuro mi fai abitare e fino alla fine avrai cura di me, di me, oh, di me, oh. Anche se mi troverò nella valle delle lacrime, il tuo canto sarà con me. Solo non mi lascerai, il tuo angelo si accamperà intorno a me, intorno a me. Nessun'arma fabbricata contro di me riuscirà, riuscirà. Hai dato Gesù come prezzo per il mio riscatto, riscatto. Il tuo nome invocherò in ogni tempo, confiderò. Tu sei il mio aiuto, la mia salvezza, la sicurezza nei giorni miei. In te io vinco le mie battaglie, con te io muovo le montagne, sempre sicuro mi fai abitare e fino alla fine avrai cura di me. In te io vinco le mie battaglie, con te io muovo le montagne, sempre sicuro mi fai abitare e fino alla fine avrai cura di me. In te io vinco le mie battaglie, con te io muovo le montagne, sempre sicuro mi fai abitare e fino alla fine avrai cura di me. In te io vinco le mie battaglie, con te io muovo le montagne, sempre sicuro mi fai abitare e fino alla fine avrai cura di me, di me, oh, di me, oh, di me, oh, di me, oh. Grazie Signore per questa parola, Signore. Aiutaci a vedere con fede. Noi vinciamo le battaglie in te. Grazie Signore. Come la parola ci ha portato, fai in modo che siamo positivi nella tua fede, Signore. Accompagnaci, Signore. Danci la forza anche quando magari non ce l'abbiamo, Signore. Danci veramente la tua saggezza, il tuo amore. Fa sì che noi veramente possiamo venire a te liberi, vuoti da tutto quello che possono essere i pensieri negativi. Grazie Signore, Signore, perché solo in te possiamo confidare. Grazie nel nome di Cristo Gesù. Amen. Buona domenica.